Allora, ci siamo messi in piedi perché adesso io voglio che lei mi racconti la partita. È giusto. Pista 17. Pista 17 già mi fece un poco preoccupare. Anche a me. Qualche cosa stasera Qualche cosa deve succedere, sì. In tutte le piste sono 17, Sì. ed è sono l'ultima pista. Proprio l'ultima. Che per raggiungerla abbiamo dovuto passare davanti a tutta l'altra, no? Sì. E c'erano gente che giocavano così, che si diva nella pista numero 16. Quella prima Sì. c'era uno, ma come giocava? Doveva essere campione del mondo di tutta Catania. Campione del mondo di tutta Catania. Che chi sto pigliava a palla, Sì. signora Rosa. Sì. Io bello, sciolto, sape, un po' come Telco, però, un po' come Telco. Pigliava la palla, si nieva un bunda, andava a pista. Poi si pigliava sta palla, si avviava da sta mano così, io tagliai, no? E faceva 3 colpi. 1, 2, 3. Poi isava sto razzo, la palla è alta, frenava, si nieva tutto dietro, e Ah, finiva col molleggio. Ah, ho capito, cioè con questo strano molleggio. Io, Lei? lei come vista così, disse che sto la pangagliare o cocciranno. Fermo! Perché troppo c'è stato. Insomma, era un movimento elegante. Ma che cosa arrivava? Una specie di boom, di birilli tutte in dalaria. Bravo. Io si girava, ho detto, Mattia, come abbiamo una tagliata come per dire imbarate. E se ne andava. Si studiava in mano come se stava lavata la vita, pigliava un'altra palla, la stessa cosa precisa. Sì. Io sape che sogno buono è caro, ma da tagliata che io mi disse che pare che io sentisse un poco troppo cacocciola, non disse troppo importante. Sì. Allora io come arrivai, ci disse Alfio, stai tranquillo, stai quieto che ora ci penso io. Bravo, perché il siciliano non si perde mai d'animo. Ora ci penso Reagisce, io. vai. Non ti muovere, non fare danno, non ci facciamo conoscere. Mi giro, ma acchiappo una palla che ce n'erano di tutti i colori, ce n'erano giallognole, bianche, colore da sabbia, rosella, verdi, niure. Acchiappo una palla, che quando a dire che non mi capitava la palla di un mutilato. Ma che dice la palla? Ma che dice? Che palla le è Perché capitata? è giusto che c'era di essere magari ci palla, mancherebbe, per carità. la palla con 3 portuse. Così. Come ci indichi, 5 idem da 3 portusa, come ci indichi? Ma no, ma che palla! Ma non è sfortunato. Ma 3 buchi ha la palla del bowling, 3 ne ha, no 5, 3. Allora, per non dare troppo, per non fare cacciare, mi pigliai la palla, ma allontanai perché mi sai trovare un modo come c'è a inficcare. Da un portuso c'è a inficcare 2 dita, dall'altro ce n'è a inficcare 2, dall'ultimo ce ne inficco 1. Il mignolino, che è quello piccolo, il mignolo. disse, un coppio con l'altro, che tutti e 2 fanno, insomma, un ito rosso mi metto su. Certo. Che mentre mi stai facendo questi ragionamenti, due cose zaurdo che scoccia di mio cugino Alfio, acchiappa una palla. Magari chi sta con 3 portu, forse era la pista dei mutilati. Ma io non che so. dice? 3 buchi hanno le palle del Acchiappa sta bowling. palla. Io che hai di ita, mio cugino Alfio, ogni dito è una carota di mezzo chilo, c'è tanta così. Ci invicca pressione di Itan e di Portusa, che parte così, senza così, senza classe, senza niente, così, si mise un mondo a mondo, piglia, fa un colpo, poi lancia da palla, passa un missile, che scavalca la canaletta e passa dalla pista dell'auto. Di chi che era tutto cufolare, tutto che da occupava Alfio come parte la palla, che se tagliava la mano non c'era stato aneddo un castrato un po' portoso. Che dice aneddo e partiva a correre nella pista per pigliare Dietro la palla, suo cugino Alfio. Ma cose di impazzire. Non si corre nella pista. Non si corre sulla pista. Ma Certo, manco tempo, certo che non si corre, certo. Io manco tempo di dirci Alfio che sta facendo? Dopo non si corre, perché la pista è fatta tutto di due linee, sapete, di linee a pezzettini nicchi, tutte inguardate. Perché? Perché? No, dico, sti piste sono fatte di questi pezzettini di legno ingurdati e poi sono levicate. Perché?
Allora, queste piste sono fatte con tutti questi pezzettini di legno, levigate e verniciate, che se tu taccale pare tutto bagnato da quanto è lucido. Perché? Minchia, non lo so perché! No, perché? So. Così, no, perché? Lo fate così. No, perché? Come se in inglese dicessi why o in francese pourquoi. E perché mi sta offendendo? No, non la sto offendendo, la sto traducendo in francese. Non volevo dire perché, in segno di domanda. Queste listarelle di legno che vengono utilizzate anche negli appartamenti si chiamano, aiutatemi per favore, ditelo forte che non lo capisce. Perché? Ma se non lo sapevo, posso sapere tutte cose. Cioè, lei non sa niente però. Basta che legge i libri, legge... sul perché non si corre perché si scivola. Gaffio ebbe il tempo, credetemi, fece 4-5 passi da pista. Sì. Al quinto passo, scidca. Sì. Non è che scidcavo così, scidcavo a panza sotto. Ci partì un piede 2 metri alto un dalario, ho visto. Parevo, sapete, da aerei giganteschi, come si chiamano? I Jumbo? Vabbè, i Jumbo, i vecchi Jumbo, sì, Boeing. Cascano da pista. Sì. Il carrello era a panza. Sì. Il becco era il freno. Chi mano aperte, spalancati e gli ammi aperti. In quel momento preciso che dopo fulare tutto Matelo, ne abbia una palla. Che Alfio arrivava con la faccia a 3 centimetri dal primo birillo. Sì. Chi ammi aperti. I razza così. Arriva da palla di bubbling. Non so quanto chilo pisa, no? Parecchio, è bella pesante. Che più cammina nella pista, più piglia velocità. E a fio che ama perde. Lo piglia negli organi genitori. Sì. Un disse in coppo, figlia così. Sì. A palla un mutavo, che a testa sdurrubava i birilli, che fece striche, spuntavo da macchina, chi da capiglia i birilli, e su cavo. Io dalla vergogna, signor Rosa, io mi affrontai la faccia e mi cascavo in terra, disse quando faccia tinta che non conosco, fonda l'altra pista, io la contattista, mi giro per pigliare la palla, in quel momento preciso, proprio lì, scatta la mezzanotte, dopo a mezzanotte si trasforma in specie di discoteca. Sì, vero. Si balla anche. Anche al bowling si balla. Disco bowling, una cosa di chissà. Bravo. Perciò io ho luciato di tutte le luci, come a studiare, a cominciare tutte le luci psicologiche. Tutte cose che non mi stinente, ma ricordavo che i palli erano da parto, ormai l'avevo capito che erano tutte con 3 portose. Parto con queste trighite. Che c'era? Che poi dico disgraziato. A dita si è avuto tanto, assettato era all'altezza precisa dei palli, completamente tignoso. Mi passa una palla, parto con questi trighita e ce ne azzeccai 2 in donaso e uno in da ucca. Quindi sempre 3 erano. Un disse che era un po' umido. Certo, la bocca e c'è Gli disse, ma cazzo ha giocato uno che mano sudate? Il muco del naso, certo. Vai a petterarlo, sembra una 40 di chili pesava, non ce la fece. Che mi incazzai, che andai in coppa, stratacai da seggia, a volo, piccia così, upiai, psiu, che striche. Mi dessero un premio, Alfio si raccoglieva al paese dopo 8 giorni. Vabbè, il signor Litterio Scalisi.